Allora, ci sono un altro paio di questioni da affrontare. Prima, voi potete dare un aiuto alle aziende per le quali lavorate? Ma sicuramente il nostro lavoro dà un aiuto basilare alle aziende, perché dobbiamo vedere, ripeto, la filiera a monte. C'è un'azienda tessile, un artigiano che produce le camicie, che però dopo non riesce a vendere, e se non gliele vendiamo noi lui deve chiudere. Quindi quello che noi chiediamo al Veneto in questo momento è quella forma di attenzione di dare a questa categoria che è basilare per tantissime aziende che abbiamo nel Veneto, su tutti i comparti, su tutti i settori, sì. Tenendo presente inoltre che col nostro tipo di lavoro, dove andiamo a visitare negozi e a creare vendite e lavoro, contrastiamo in parte anche quell'onda enorme che sta arrivando e che avanza sempre di più, che è quella dell'e-commerce. Certo, noi in questo modo qui, con il lavoro che facciamo, andando a trovare e andando a vendere, in qualche modo aiutiamo a contrastare questa onda lunga dell'e-commerce che ogni anno aumenta sempre di più. Chiedo alla gente di mettere in onda il messaggio che era arrivato, così vediamo anche insieme, eccolo qua. Le provvigioni vengono nella maggior parte dei casi corrisposte a pagamento avvenuto del cliente, pertanto se un cliente paga a 90 giorni la gente riceve, se va bene, dopo 120-150 giorni, pertanto anche a 5 mesi. Ecco, questo è un altro punto dolente del cambiamento che c'è stato nella nostra professione. Una volta nei patti, negli accordi economici collettivi, le provvigioni vengono normalmente riconosciute trimestralmente entro i 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre. Questi erano i patti iniziali. Dopodiché nella stesura del contratto iniziale con il mandato da prendere, molte aziende ti inseriscono la clausola che le provvigioni vengono liquidate solo se l'importo dell'ordine è stato incassato, e questo purtroppo col passare del tempo è diventata una clausola definitiva, per cui finché il cliente non paga noi le provvigioni non le vediamo arrivare. E succede fatto chiudere il contratto, però, a differenza dell'Europa, dove i pagamenti medi vengono effettuati in 60 giorni, sappiamo bene che in Italia siamo arrivati ai 120 per non andare oltre. Quindi a un certo punto conviene anche chiudere un contratto con un cliente solvibile, sicuro. Ma sicuramente della specie. Oggi come oggi conviene andare in cerca di clienti solvibili, proprio per evitare di trovarsi qualche sorpresa. Il problema è che ti rallenta l'incasso delle provvigioni, e quindi questo demotiva anche, si diceva un po' prima fuori onda, tanti giovani a intraprendere questa professione, vero? Esattamente, perché se un giovane deve partire a fare questa professione, o diciamo eredita dal papà perché faceva già rappresentante, fatalità come il caso mio, diciamo è figlio d'arte, per cui si trova già la clientela, si trova le aziende e parte, oppure deve trovare un'azienda che in fase iniziale gli dà la macchina, gli dà un anticipo sui costi, perché dovete pensare che nel momento in cui io metto in moto la mattina la macchina, con quello che costa oggi il carburante mi ritrovo dei costi folli, insomma. Quindi le aziende teoricamente dovrebbero dare questo Le aziende, dipende sempre dal tipo di azienda, se ti dà già in mano un fatturato, tu sai che magari quell'azienda fattura 100 milioni, tu hai 10 milioni di provvigione li prendi, però devi anticipare tu i soldi per l'acquisto della macchina, per il computer, per fare la benzina, per andare a mangiare fuori, per andare a trovare il cliente, tutta una spesa iniziale a carico. Poi c'è anche il discorso che ci sono delle aziende piccoline che ti dicono: io ho poco fatturato, spero in te che me lo puoi aumentare col giro del lavoro, per aiutarti ti do un anticipo provvisionale, e magari gli anticipano i soldi che servono poi per pagare tutti i costi. Che poi vengono detratti dalle provvigioni. Che vengono poi compensati al momento della liquidazione delle provvigioni dopo i 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi. Quindi la gente in sé per sé non può ricevere uno stipendio fisso?
Ma ci sono venditori, ma quelli noi non li consideriamo, si chiamano venditori diretti, dove sono alle dipendenze dell'azienda, non sono veri e propri professionisti liberi o lavoratori autonomi, e quindi vengono stipendiati dalla ditta. Ecco, diciamo che la grande divisione è quando un'azienda si mette in vendita per vendere i propri prodotti, o sceglie la linea di avere venditori diretti stipendiati, e quindi gli deve pagare la macchina, gli deve pagare la benzina, gli deve pagare tutto, il pranzo e tutto, e gli dà uno stipendio. Poi magari gli può dare qualche incentivo provvisionale perché gli danno dei target di vendita e lui li raggiunge, quei premi così, oppure sceglie la linea di prendersi degli lavoratori autonomi, i veri e propri rappresentanti di commercio, liberi professionisti, che in base al fatturato che fanno prendono determinate provvigioni. Però per un giovane oggi diventa un po' problematica, perché i costi sono esorbitanti. Vediamo il carburante a che livelli è arrivato in questi giorni. Assolutamente. Quindi secondo lei è conveniente fare questo lavoro? Come dovrei iniziare? Chi devo contattare? Non ero del settore ma ho bisogno di lavorare. Contattare il vostro sindacato. Ecco, noi abbiamo visto ultimamente... Velocissimo perché siamo in chiusura. Abbiamo visto ultimamente che tanta gente è stata mollata come dipendente e si prenderebbe la briga di venire a fare l'agente rappresentante. Venga nella nostra associazione, abbiamo un ufficio legale, un ufficio sindacale che li può instradare e indicare qual è la via migliore per cominciare questo tipo di lavoro, insomma. Quindi essere supportati, perché come sì, diceva anche la formazione... bisogna essere supportati oggi come oggi da un'associazione e soprattutto da un sindacato. Ecco, questo è fondamentale. Questo lo possono trovare con la nostra sigla sindacale, che è la FNARC, che ripeto ha 75 anni di vita, e appoggiarsi a un'associazione come può essere l'ASCOM, che racchiude il comparto delle vendite, del turismo, del commercio. Perfetto. Presidente, non siamo riusciti a parlare dell'Enasarco di cui lei fa parte dell'Assemblea, prossima puntata a questo punto, e anche della formazione che a volte è richiesta in più a tanti agenti che hanno da fare il lavoro diverso anche dalla gente, di complemento, diciamo così. Lo faremo ancora. Io la ringrazio. Ben volentieri. La ringrazio moltissimo, ringrazio i telespettatori di aver partecipato. La puntata la potete rivedere in replica sul nostro sito internet, oppure potete girarci delle domande, o meglio ancora rivolgetevi all'associazione di categoria, al sindacato. Grazie, buon proseguimento.